Con fatica scende le scalinate del Pala Arrex, bloccato dall'abbraccio affettuoso di un centinaio scarso di fans. Sono solo le prove generali di quello che al Lido di Jesolo già chiamano effetto Del Piero, misurato in una visita non annunciata tra l'altro dell'Alex nazionale e di delazioni ridotte al minimo della sua presenza. Potenza del calcio e di un campione vero quale è Alex Del Piero, anche un anno dopo che ha lasciato il calcio italiano per un'esperienza in Australia con il Sydney. Ed in un colpo l'ex campione del mondo si toglie lo sfizio di portare la sua nuova squadra in ritiro nella località dove faceva le vacanze da bambino, vincendo, e ce lo dice ridendo, per diversi anni i campionati di bocce. Un ricco triplete perché ogni anno ho vinto per 3 anni di fila. Simpaticamente è uscita questa storia, ma è una storia che mi fa piacere ricordare, ma più che altro perché è legata a quelle che sono le mie vacanze, vissute sempre al mare, sempre a Jesolo, per cui è questo un po' il nesso di tutto quanto. Nella località balneare il fermento è stato immediato. Per quanto bandiera di una squadra, la Juventus, Alex Del Piero è uno dei pochi campioni riconosciuti sportivamente e quindi ammirati in maniera trasversale. Abbiamo creduto fin dal primo momento nella trasversalità del personaggio Del Piero, è un sportivo più amato degli italiani e credo che anche la località di Jesolo sia una delle più amate località balneari in Italia. Da Veneto e da Del Piero Veneto ha fatto una scelta di venire a Jesolo e noi ne siamo orgogliosi e credo che avremo dei grossi vantaggi promozionali da questo evento, da questo progetto che porteremo avanti nel prossimo mese. C'è stata determinazione e volontà di avere fino in fondo Alex e Sydney qui come grande elemento di promozione turistica, di promozione sportiva in una Jesolo che noi consideriamo la patria, diventerà la patria della riabilitazione sportiva proprio da schede, da piano sociosanitario, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Il ritorno di immagine è chiaro fin dalle prime risposte dei tifosi. Quanto costerà invece a Jesolo questa avventura? Il consorzio fa da capofila a un progetto dove vede pubblico e privato coinvolti. Tengo a precisare che Del Piero e il Sydney non hanno nessunissimo compenso per questo ritiro, ma i costi sono solo ed esclusivamente relativi all'organizzazione dell'evento stesso, al trasporto e all'ospitalità. Del Piero, se si può usare un termine brutto, è un brand internazionale. Ce l'abbiamo noi, è Veneto. È l'unico numero 10, come dice lo slogan, è la volontà di dire che abbiamo questo grande valore e lo ringraziamo per aver scelto rispetto al mondo Jesolo e aver scelto il Veneto. Il Sydney arriverà a Jesolo il 2 agosto, 2 sere dopo ci sarà la presentazione ufficiale della squadra in Piazza Milano. 4 sono le amichevoli in programma, ma la prima, il 7, sarà allo stadio Euganeo contro il Padova, altro amarcord per Alex che vi esordì. Gli altri incontri con Udinese e Cittadella Primavera e contro il Venezia, tutti invece al Picchi di Jesolo. Sarà una preparazione, per me totalmente diversa, perché non sono abituato a stare così tanto senza calcio, infatti allenarmi da solo è diverso che allenarsi con la squadra. E poi per quanto riguarda il Sydney è anche un po' diversa, perché noi affronteremo un amichevole in Giappone fra 5 giorni, poi ci sarà il ritiro qui in Italia e poi avremo il tempo di tornare in Australia e preparare bene quello che è il campionato che inizierà a ottobre. Ai tifosi spiace un po' vederlo distante, anziché magari con la casacca del Padova, la società che lo lanciò 18enne. Ma io devo dire la verità, ho parlato anche con Padova l'anno scorso, poi la mia scelta, come ben sapete, è stata delineata da altri fattori, la voglia di andare, tra virgolette, lontano e assaporare qualcosa di diverso. Però a Padova ci torniamo il 7 per questa amichevole, per cui sono molto felice di poter tornare a Padova, di poter tornare in quei luoghi dove ho vissuto 5 anni. Sorridente, in forma, sicuramente integro. Non è che Alex stupisce tutti e fra 12 mesi non si ritira più? Ripeto quello che ripeto da qualche anno, per quanto riguarda un giocatore che arriva alla mia età deve valutare bene quello che è di anno in anno, quella che è la propria situazione, sia a livello fisico che a livello mentale, di cuore e globale, perché ci sono componenti che ad oggi possono scendere come adrenalina, come tutto, per cui non ha senso oggi per me promettere tanti anni, potrebbe essere l'ultimo, come no.